Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Il day after, Bagnari Arsa conta i danni causati dalla violenta tromba d'aria che in pochi minuti ha seminato terrore lungo il suo passaggio. Colpita la periferia sud, per fortuna solo tanta paura ma nessun ferito. Le parole del sindaco Cristiano Tiussi. Abbiamo oggi fatto proprio una ricognizione dei danni, una valutazione assieme ai proprietari di quelli che sono stati proprio i danneggiamenti più importanti. Naturalmente è una conta dei danni che andrà avanti e proprio stamattina abbiamo sentito anche la direzione della Protezione Civile per capire come muoverci nei prossimi giorni. Noi faremo comunque una relazione a questo punto su ciò che è accaduto, lo sottoporremo poi alla direzione della Protezione Civile, quindi anche alla Giunta regionale per capire, per comprendere se sarà possibile instaurare o meno uno stato di emergenza comunque rispetto alla zona che è stata colpita. Senta, quello che conta è che alla fine per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Questo è un dato assolutamente da rimarcare perché il rischio è stato molto grande, perché oggetti che sono volati via dai tetti, lamiere, Eternit, sono stati scagliati anche a distanze considerevoli, anche con grande violenza, quindi è davvero una fortuna che non ci siano state conseguenze per le persone, ma solo per le cose. L'incontro con il CEO della Youth Research of Future è uno dei tanti incontri che Friuli Future Forum farà, Presidente D'Apozzo. Ecco, per incrementare i rapporti internazionali delle nostre aziende. Nella costruzione del percorso che quest'anno vedrà, chiamiamolo una seconda edizione che sarà rinnovata, di Future Forum, quindi la costruzione dei scenari non solo nell'economia ma nel welfare e quant'altro, il nostro compito fin dall'anno scorso era quello di avere dei partner internazionali. Lo scorso anno avevamo l'Ocse, avevamo l'Institute for the Future di Copenaghen, Palo Alto. Quest'anno avremo come partner, assieme chiaramente a quello che ho già citato, anche il Center for the Future di Houston, che è uno dei principali centri statunitensi dove si elaborano le strategie a 2020, 2030, 2040. Questo è importantissimo per due aspetti. Uno, dobbiamo cominciare anche noi, pur in un momento difficile come questo, di guardare a creare lo scenario futuro, perché quello che è stato nel passato non sarà più nei prossimi anni, ma lo dobbiamo fare non in modo autoreferenziale chiusi, ma vedendo quello che succede intorno a noi. Cosa è emerso nel primo incontro che avete avuto? È emerso che chiaramente sia a livello economico ma anche a livello sociale, a livello di welfare, a livello di sanità, quelli che sono stati paradigmi nel passato non lo saranno più nel futuro. Ci sono le mancanze di risorse, ma ci sono gli inserimenti delle nuove tecnologie che possono essere di supporto, bisogna sempre di più lavorare in un contesto di rete. La singola azione che riguardi l'economia, che riguarda la sanità, che riguarda la cultura, non può essere più gestita come singola azione, ma deve essere contestualizzata e soprattutto guardando a un mondo che sta cambiando velocemente.
Sono presenti i migliori ricercatori al mondo per quanto riguarda il prione, allora per dirla in un gergo che tutti sanno, il discorso della mucca pazza. Qui viene oggi con l'Università di Udine cercato di spiegare le ultime novità e le ricerche, perché c'è un problema che è ancora evidente, quello del prione e della mucca pazza. La mucca pazza, in realtà il problema mucca pazza in questo momento è sicuramente sotto controllo. In Italia, in Europa non abbiamo più avuto casi di mucca pazza, quindi dal punto di vista della salubrità alimentare il consumatore può essere sicuro, ma proprio questo ha indubbiamente, come ho detto prima a livello dell'inaugurazione, abbassato certamente un po' l'attenzione dei mass media su questo problema, perché chiaramente il problema adesso mucca pazza è sotto controllo, però non dobbiamo pensare che il problema legato alla malattia del prioni sia completamente risolto. Non lo dicono i ricercatori che ci sono qui oggi soltanto, lo dicono tante evidenze scientifiche che ancora abbiamo. Le malattie da prioni sono come un po' un iceberg, che noi vediamo solo la punta, no? Sono presenti in molti animali, una grande diffusione nel mondo e poi sono presenti anche nell'uomo. Sono delle forme di malattia che non solo la classica Creutzfeldt-Jakob disease sporadica, ma si sta vedendo, parleranno appunto proprio di tutte le implicazioni che i prioni hanno in tante malattie che noi chiamiamo neurodegenerative dell'uomo, dove si sta vedendo come la patogenesi di queste malattie alla base ha dei meccanismi che sono o molto simili o proprio legati all'alterazione della proteina prionica. Si sta aprendo uno scenario molto più ampio di malattie neurodegenerative nel quale l'uomo può avere appunto problemi lo stesso dai prioni. Una 3 giorni di iniziative contro il fascismo e contro ogni forma di razzismo. Come nasce l'esigenza di realizzare un'iniziativa di questo tipo? Ci sono effettivamente delle problematiche da questo punto di vista? Ci sono delle problematiche, non parlo solo del territorio in cui viviamo, che è quello di Udine, parlo di una situazione mondiale che sta evolvendo. Domenica scorsa alle elezioni sembra che questi gruppi di destra, addirittura filonazisti, non solo fascisti, abbiano avuto un consenso eccessivo. Però volevo dire anche questo, oggi c'è un anniversario tragico per l'Italia, ci ricordiamo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio del 74, e all'epoca noi credevamo che entro breve le cose cambiassero. Ci ritroviamo 40 anni dopo a fare i conti con squadracce che circolano nella città, che minacciano migranti in quanto tali, che minacciano persone perché antifasciste, quindi credo che il compito non sia finito, credo che sia necessario riproporre un qualcosa come il valore dell'accoglienza, riproporre un qualcosa come il valore della resistenza e di quello che oggi fa parte di quella che dovrebbe essere una democrazia, cioè priva di fascismi vari. La partecipazione da questo punto di vista dei giovani c'è per quanto essi non abbiano vissuto determinati momenti storici? Li sentite? Sono coinvolti? Sono coinvolti, infatti questo avvenimento, questa festa vede parecchie formazioni di giovani come Neoteneo o i vari circoli arci che aderiscono, ma un po' tutte le sigle hanno dei giovani dentro. Comunque sia, i giovani forse l'effetto di un fascismo diverso e non quello dei manganelli lo stanno provando vivendo in questo tipo di società, vedendo che non esistono sbocchi, vedendo che una crisi internazionale viene usata come motivazione per impedire a loro un futuro dignitoso. Il valico del Rafut fino al 20 dicembre 2007, posto di controllo tra Italia e Slovenia, torna a vivere. Caduto il confine si passa a miglior vita, inteso come riqualificazione della struttura in territorio nostrano. Da oggi la sua funzione cambia, diventando sede permanente dell'Agenzia Transfrontaliera Italia-Slovenia del progetto SEA, Social Economy Agency, Agenzia per l'Economia Sociale, Socialna Ekonomska Agencija. Sviluppo di un sistema innovativo per l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Per il suo restyling l'amministrazione comunale di Gorizia ha investito 88.000 euro, completamente coperto da fondi europei.
Il progetto intende incentivare l'occupazione delle fasce deboli svantaggiate nell'area transfrontaliera tramite il rafforzamento delle imprese sociali, cooperative sociali di tipo B. Un nuovo volto dopo il periodo di inattività con la struttura strappata al degrado. Il già posto di confine, di terza categoria o uso agricolo, era destinato ai transfrontalieri residenti nei comuni di Gorizia, Nova Gorizia e Szempet-Vertoiba, i quali potevano attraversarlo in orari stabiliti secondo gli accordi di Udine del 1955. Oggi tutto ciò non esiste più. Le due comunità sono di nuovo unite tra loro grazie al GECT, Gruppo Europeo Collaborazione Transfrontaliera. Questo permette la costruzione e il consolidamento dei rapporti per lo sviluppo di un'area, in particolare quella italiana, ferma, rimasta in balia del tempo e della storia. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.